I magistrati, come è giusto che siano, fanno i provvedimenti, fanno le udienze, ma quando poi gli adempimenti passano alla cancelleria, se anziché esserci 5 persone ce n'è una, è ovvio che qualche cosa si inceppa, si blocca o comunque le persone scoppiano, perché veramente io ho visto dei colleghi che sono a rischio burnout. Hanno dato vita a un presidio con le bandiere della CGIL che hanno sventolato per un'ora davanti al Tribunale di Padova. La giustizia rischia collasso nella Città del Santo, dove continua a essere emergenza per le carenze di organico tra il personale amministrativo. Siamo in una situazione estremamente critica, siamo in una situazione dove vede una scopertura del 42% per il Tribunale, del 37% della Procura e di una media che va dal 17 al 23% degli altri uffici, ovviamente come l'ufficio di sorveglianza. Il tema è che a questo si aggiungono le assenze strutturali. Al dibattimento penale siamo sull'ordine di una carenza del 50% almeno. Io parlo di tutto il dibattimento penale, perché io sono cancelleria collegiale, ma cancelleria collegiale siamo 2 persone, però sono andati in pensione 2 funzionari e non sono stati sostituiti, sono andati via diversi assistenti perché hanno vinto concorsi in altre amministrazioni e non sono stati sostituiti. Il nostro direttore è stata adesso incaricata di seguire anche l'ufficio GIP, perché di 8 direttori che dovrebbero esserci in pianta organica ce ne sono 3. Dal sindacato arrivano richieste precise. La stabilizzazione di tutti i precari e soprattutto un piano straordinario di assunzioni. Le risorse le trovano con le assenze dei lavoratori, con le dimissioni per quiescenza dei lavoratori e che mettano in bilancio. Avevano previsto una riforma della giustizia che avrebbe avuto dei costi importantissimi, perché no distribuire quelle risorse per la carenza strutturale dell'organico.